No, rimanete. Rimanete pure qua davanti, dai. Venite qui con me. Vi leggo un breve passo. Emma non la lascio. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me». Per il Signore i bambini sono importanti. Siamo noi che dobbiamo diventare più come loro, piuttosto che loro più come noi, perché loro sono puri e hanno fede, e così noi dobbiamo accostarci al Signore. Io non so se volete dire qualche parola di testimonianza in inglese. Ok, Ilaria? Così io tengo un po' di più Emma per quello. Prego. Praise the Lord. Praise God. Il Signore sia lodato. First of all, I want to read a scripture, Matthew 6:33, which says, "Seek ye first the kingdom and his righteousness, and every other thing that men are dying to have shall be added unto you." I want to Because I have to translate. Matthew 6:33. In Matteo 23, When you seek God's first and his interest first, every other thing that men are dying to have shall be added unto you. c'è scritto che quando si cerca il regno di Dio, tutto il resto, prima quando si cerca il regno di Dio, poi tutto il resto viene da sé, il Signore ce lo dona. I want to thank God for making that scripture answer in my life. E voglio ringraziare il Signore perché veramente ha realizzato quel passo della scrittura nella mia vita. I want to thank God for the salvation of my soul Voglio and my ringraziare family. I also want to thank God for granting us safe delivery, baby alive, mother alive, and father alive. I say may his name be praised in Jesus' name. Voglio ringraziare il Signore per la mia salvezza, perché me l'ha donata. Voglio ringraziare per la salvezza della mia famiglia, di tutta la mia famiglia, di tutti i miei familiari e per la mia bambina. I also want to thank the church for their prayers and also the pastor. Thank you very much. God bless you. Voglio ringraziare anche la Chiesa per le vostre preghiere e anche il pastore e la sua famiglia. Grazie, il Signore vi benedica. Praise the Lord. Il Signore sia lodato. Praise the Lord. Sì, il Gloria a Signore Dio. sia lodato, amen. Amen. Sono veramente contento questa mattina. E questo qua, fare un po' di italiano, un po' di inglese. Guarda. I'm so overwhelmed. Sono così pieno di gioia. Questa mattina sono pieno di gioia per questa canzone che ha fatto il nostro figlio. Come siamo un po' speciali perché grazie per questa organizzazione. I thank God for everything. Io ringrazio il Signore veramente per tutto. Even during the childbirth, before the childbirth, it was not really easy for us. We went through some difficulties. Prima della nascita della bambina ci sono state alcune difficoltà, alcuni problemi. And we were always praying for, this is our desire, that we were praying for, that God should save us from untimely death, from any death, or maybe death of the child and complications. Abbiamo pregato tanto perché il Signore ci preservasse e ci aiutasse per evitare magari un'eventuale morte della bambina. So I really believe in prayer. So whatever you pray for, is that what God always gave you. We should always believe in prayer. So we always pray every day and night. This is our desire. E io credo molto nel potere della preghiera. Qualsiasi cosa noi
chiediamo al Signore, Lui ce la dà, quindi chiediamo con fede, il Signore ci dà. We pray for a female child, and we pray for a princess, beautiful child. Pregavamo di avere un figlio e desideravamo tanto una bellissima principessa. And God gave us exactly what we pray for. Signore Believe ci ha in dato- prayer. My brothers and sisters, you always believe in prayer. E il Signore ci ha dato esattamente quello che stavamo chiedendo, quindi credete nella preghiera. So even in the time of the labor, there was so many things that went down. So we were praying. Even we decided to call on our pastors and Pastor Corrado that period. So we called on Pastor Corrado and some of our brothers that normally help us in prayers. So they were praying and praying. So after then she delivered, but there was still kind of some kind of complication that went down that she was losing blood. They have to try to stop the blood bleeding. Quando Susan ha iniziato ad avere le doglie, abbiamo chiamato il pastore, abbiamo chiamato altri fratelli per pregare insieme a noi e poi quando Susan ha partorito però perdeva tanto sangue, troppo sangue. After then, I decided to go on my knee too and start praying too. So I prayed the Lord, and in the midnight, when I got home, it was I think 2:30 thereabout, and I went on the sofa. I sat on the sofa and I started listening to some gospel song. There was a song that just popped out, and it was this song. It was "God is my provider. Why should I want? He will provide everything for me." So that song. Quando sono andato a casa, intanto che Susan aveva avuto questo problema, ero preoccupato, però sono arrivato, era notte fonda, e mi sono messo sul divano e ho iniziato a cantare dei cantici e ce n'era uno in particolare che dice: ma il Signore mi provvede tutto, perché devo preoccuparmi io? So that song really means a lot to me at the moment, and I started meditating on that song, and I said, "What? This is what we've been praying for a long time. So God have given us this child now. So why should I be?" And the mother, she's okay. Why should I be worried? E questo cantico mi ha consolato molto il mio cuore ed effettivamente mi sono chiesto: queste parole sono vere, ma il Signore ci ha dato esattamente quello che volevamo. Perché devo preoccuparmi adesso? Io so che mia moglie starà bene, che la mia bambina starà bene. So that is how I concluded on that part. So, and I really thank God for everything. I thank God for my wife and my little Emma. Quindi ringrazio il Signore veramente per tutto, per mia moglie, per la nostra piccola Emma. And I thank God too for everyone who stood behind us at that moment of our difficulties. And I thank Pastor Corrado. Thank you for everything. E ringrazio tutti voi che Thank avete you, pregato ma. per noi. Grazie al And even those pastore, of a them who Stefania. came to visit us, Sister Elisa, and some of them I couldn't mention them. Grazie a Just tutti thank quelli every one che of you. sono venuti a trovarci, grazie davvero. Thank God for everything, and I'm really overwhelmed at this moment because I'm in another phase of my life now. E al momento sono proprio emozionatissimo, sono pieno di emozioni, ma veramente ringrazio il Signore per tutto quello che Lui sta facendo nella mia vita. Thank you, Lord. Grazie Amen. Signore, amen. Vogliamo pregare adesso per la piccola Emma. Io vi do degli aggiornamenti, si è addormentata. Vuol dire che sta bene nelle mie braccia. Vi chiedo di chinare il vostro capo. Adesso pregheremo per la piccola. Cosa facciamo? Appena preghiamo. Glielo dici? Preghiamo il Signore. Signore, per noi è una gioia grande poter vedere questa piccolina così bella, Signore, questo tuo dono, Signore, ma sappiamo che i figli sono anche dei talenti che tu ci dai da amministrare
con la responsabilità, Signore, di far conoscere a loro anche la salvezza in Gesù. Signore, benedici questa famiglia, benedici la piccola Emma, rendila sana, Signore, proteggila da ogni pericolo. Signore, custodisci i suoi passi nel corso di questi anni fino al tuo ritorno, Signore, che possa essere guidata da te nelle vie giuste, Signore, e che possa al momento giusto riconoscere in te il Salvatore e dare il suo cuore a te, oh Signore, per la sua pace e la sua gioia. Concedile un'infanzia serena, Signore, concedile ogni cosa necessaria perché possa anche nella tenera età ringraziare te. Benedici Francis e Susan, Signore, rendili dei saggi genitori, Signore, timorati di te, che mettano te al primo posto, Signore, nella loro famiglia, che questa piccolina possa percepire che tu sei importante nella sua casa, Signore. Signore, guidali in ogni scelta, in ogni decisione, rendili forti e incoraggiali quando ci saranno le prove, Signore. Che questa famiglia sia un'altra testimonianza, un'altra luce, Signore, di quello che tu fai nel cuore degli uomini. Insieme a lei, Signore, ti presentiamo tutti i bambini del mondo, Signore, che sono deboli e indifesi davanti alla malvagità degli uomini, oh Dio. Ma tu, Signore, raccogli le nostre lacrime nei tuoi otri, Signore, e non sei sordo al pianto dei bambini. Proteggi, Signore, nei luoghi di guerra, nei luoghi di fame, Signore, nei luoghi di criminalità, Signore. Proteggi i piccoli, proteggi il loro cuore puro, Signore. Custodiscili con la tua mano forte. Te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Permettetemi di dire qualcosa e magari tu poi traduci a loro. Ringraziamo il Signore per questa cara famiglia che ormai è da diverso tempo che frequenta la nostra comunità. Si siedono sopra perché ogni domenica c'è qualcuno tra Ilaria o Stefano che traducono, perché Susan non parla italiano e Francis lo parla ma preferisce l'inglese. Avete notato quante volte ha detto grazie di quello anche che abbiamo fatto? Fratelli, noi non abbiamo fatto assolutamente nulla. Ci sono alcuni tra noi che li visiti 10, 100, 1000 volte e dicono che non li visiti mai. Da loro davvero non abbiamo fatto nulla. Siamo andati una volta e loro hanno il cuore grato. Io allora, a nome della Chiesa di Arona italiana, voglio chiedervi scusa perché possiamo fare di più e anche perché forse il modo in cui noi presentiamo i bambini è diverso dal modo che loro mi hanno descritto in Africa, dove c'è una preparazione, c'è altro. Noi lo facciamo in questo modo perché il contesto italiano è diverso, la pressione di una religione tradizionale da cui siamo usciti è diversa, ma il cuore di Emma sta a cuore anche a noi. L'amiamo nel Signore e consideriamo questa famiglia parte della nostra comunità. Amen. E ci impegniamo a essergli più vicini, anche se c'è l'ostacolo della lingua, ma gli italiani si sanno far capire anche con i gesti. Facciamo una foto. Ok, allora facciamo così, ci mettiamo davanti con i bambini. Allora, tengo sempre io. Allora, ci mettiamo qua. Francis alla mia sinistra, Susan alla mia destra. Francis. Qualcuno che fa delle belle foto? Alleluia. Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai santi residenti a Lidda. Là trovò un uomo di nome Enea,
che da 8 anni giaceva paralitico in un letto. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò. E tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. A Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che tradotto vuol dire gazzella. Ella faceva molte opere buone ed elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. E dopo averla lavata la deposero in una stanza di sopra. Poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Pietro allora si alzò e partì con loro. Appena arrivato lo condussero nella stanza di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò. E voltatosi verso il corpo, disse: Tabita, alzati. Ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise seduta. Egli le diede la mano e la fece alzare, e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita. Ciò fu risaputo in tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase molti giorni a Ioppe presso un certo Simone conciatore di pelli. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora 9 del giorno, un angelo di Dio, che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Ioppe e fa venire un certo Simone detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone conciatore di pelli, la cui casa è vicino al mare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti, e dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Signore, parla al nostro cuore del piano meraviglioso che tu hai per noi, perché possiamo affrontare ogni tappa della nostra vita con gioia, sapendo che ogni cosa è sotto il tuo controllo. Signore, questa mattina incoraggiaci, spronaci, Signore, facci del bene perché possiamo servirti come a te piace. Aiuta me, Signore, a condividere la tua parola come tu l'hai stabilita per noi oggi. Abbiamo bisogno di qualcosa che viene dall'alto, Signore, di una parola capace di trasformare e convincere i cuori. E io non sono sufficiente, Signore. Riempimi di Spirito Santo, apri la mia mente, abbi pietà di me e manda ad effetto la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi. Perché la lettura di questi 3 brani, di queste 3 storie? Intanto perché noi sappiamo che è tutto un continuo gli Atti degli Apostoli, non ci sono i capitoli e i versetti che abbiamo, quindi non togliamo e aggiungiamo nulla se leggiamo dal capitolo 9 al capitolo 10. Ma leggendo queste 3 storie, la guarigione di Enea, la resurrezione di Tabita e la visione di Cornelio insieme, noi ci rendiamo conto che quello che avviene in ognuno di noi non avviene mai a caso. La nostra vita è nel piano di Dio. Non voglio dire questa mattina che Dio ha un piano per noi, è vero, ma è un altro soggetto.
Voglio dire questa mattina, davanti a questa parola che abbiamo letto, che la nostra vita, le nostre vite, le nostre esistenze, quello che noi facciamo se siamo nel Signore, le nostre vite sono nel piano di Dio, che è più grande del nostro piano, è più grande delle nostre singole esistenze. Dio ha un suo piano grande che sfugge alla nostra comprensione, ma chi è in Lui può vedere questo privilegio del Signore. La sua vita viene presa e viene inserita nel piano di Dio. E questo è qualcosa di inspiegabile, soprattutto perché mentre noi siamo nel piano di Dio, Dio si prende cura di noi. Ecco perché i credenti che vivono e dimorano nel Signore fanno delle parole di Gesù la loro realtà. Non siate con ansietà solleciti, non siate ansiosi, non vi preoccupate, non abbiate paura che le cose vi sfuggano di mano, che non avrete le cose da mangiare domani, che non avrete i vestiti. Non vi preoccupate di queste cose. Cercate prima, l'ho citato io, l'ha citato la sorella in testimonianza, lo ridico ancora, cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Le altre cose, se crediamo nel Signore, le altre cose ci verranno date. Amen. Perché Dio è nostro Padre ed è un Padre buono e si prende cura di noi. Il nostro bisogno è conosciuto da Dio. Enea era malato da 8 anni, Dio lo sapeva. Tabita amava il Signore e forse delle tante sorelle di quella chiesa a Ioppe conosciute, lei era l'ultima che a parere umano meritava di morire perché serviva il Signore fedelmente. Invece morì e Dio lo sapeva. E Dio sapeva qual era il bisogno di Cornelio, che si era accostato alla fede ebraica perché aveva compreso che c'era un Dio che non era il Dio pagano tra i tanti della sua nazione, ma era il vero Dio che era adorato in Israele. E Dio conosceva il bisogno di quell'anima. Dio conosceva il bisogno anche di Pietro, che era cocciuto ed era un fedele israelita, che non sarebbe mai entrato in casa di un romano. Non lo abbiamo letto, ma se voi continuate a leggere nel capitolo 10, Dio conosceva il bisogno di comprensione di Pietro e gli mandò quella triplice visione e gli aprì il cuore. Dio conosce i nostri bisogni, li conosce pienamente. Se questa mattina qualcuno è malato, se questa mattina qualcuno è afflitto, se questa mattina qualcuno ha dei dubbi, se questa mattina qualcuno sta sostenendo dei pesi che lo stanno stancando, Dio lo sa. Dio conosce i nostri bisogni. E per farcelo comprendere ancora di più, il nostro Salvatore si è fatto uomo e ha vissuto un tempo con noi perché possa simpatizzare con noi. Egli sa cosa significa essere stanchi, egli sa cosa significa avere fame, egli sa cosa significa soffrire, egli sa cosa significa essere calunniati. Lui lo sa perché è Dio, ma lo sa anche perché è uomo. Egli comprende perfettamente, può simpatizzare con noi. Ora, Pietro, Enea, Tabita erano già salvati. Avevano già il Signore nel loro cuore. Di questi 4 che ho elencato, Enea, Tabita, Cornelio e Pietro, 3 erano già salvati. E noi potremmo dire, tu la salvezza ce l'hai, anche se devi soffrire, anche se non comprendi, sarai salvato perché hai confidato nel Signore. Sì, è vero, ma lo stesso avevano bisogno del Signore, avevano bisogno che Dio intervenisse. Ma Cornelio, permettetemi, aveva un bisogno maggiore. Cornelio non era salvato. Cornelio non aveva la speranza della vita eterna.
aveva riposto la sua fede in Dio, ma stava aspettando qualcuno che gli parlasse del Salvatore. Tra i 4, Cornelio era in un bisogno maggiore. Parlo ai credenti adesso. Ci ammaliamo, ci scoraggiamo, ci affliggiamo. Fratelli, ma quando dal pulpito sentite dire che il peso più grande agli occhi del Signore è la salvezza dell'anima, è vero. Le nostre sofferenze temporanee in questo mondo, se l'anima nostra è custodita nelle mani del Signore, sono nulla rispetto alla situazione di morte spirituale di quelli che ancora non si sono arresi al Signore. Fratelli, questa è una verità. E Dio ci perdoni, quante volte abbiamo cercato il Signore per la nostra vita, per avere una leggerezza nel nostro cuore, per avere la risoluzione dei nostri problemi, per non avere più i nostri affanni, dimenticandoci che la salvezza delle anime agli occhi del Signore è un affare ben più serio. I nostri figli che sono qui questa mattina, i nostri adolescenti che hanno ascoltato la parola del Signore e ancora non hanno dato il cuore al Signore, sono in una situazione ben più grave del nostro malanno, della nostra influenza, dei nostri bisogni economici, ben più grave. Perché se Gesù tornasse adesso, e può tornare, i nostri affanni sarebbero finiti se siamo nel Signore, ma gli altri no. Ecco perché quando lo diciamo, non lo stiamo dicendo così come una teoria che si deve sapere, è la verità, è la verità. Gesù torna presto e chi non è salvato non andrà con Lui. Noi stiamo bene se abbiamo il Signore. Amen. Pur avendo tanti bisogni. Pur avendo tanti bisogni. Enea aveva bisogno di essere guarito. Tabita era morta. Più bisogno di così. Dio non è sordo ai nostri bisogni. Amen. Dio vuole guarire. Dio risuscita. Ma lo fa in un modo più prezioso di come intendiamo noi. Perché diciamoci la verità, quando noi ci ammaliamo, noi chiediamo che il Signore ci guarisca perché vogliamo star sani, o no? E difficilmente ho sentito qualcuno dire: Signore, questa malattia usala per la tua gloria. Oppure, Signore, la guarigione che mi darai, usala per la tua gloria. Difficilmente lo diciamo. Chiediamo al Signore che ci guarisca, che ci renda sani, ma non chiediamo al Signore di usare anche la guarigione per la sua gloria, per i suoi piani. Sono due preghiere differenti, ma danno maggiore benedizione al nostro cuore le preghiere che sono consapevoli che la nostra vita è nel piano di Dio. Dio può guarire questa mattina e lo farà, ma maggior gloria avrà dalla guarigione se noi comprendiamo che la nostra intera vita, quando siamo sani, quando siamo malati, quando non abbiamo problemi o quando abbiamo problemi, è nel suo piano. Maggior gloria si prende il Signore. E qualcuno dirà: ma tutte queste cose che stai dicendo, da dove le hai prese dal passo che abbiamo letto? Le prendo dal tragitto di Pietro. È scritto che Pietro andava in molti posti e andò a far visita ai residenti di una città che si chiamava Lidda. E lì c'era un malato. E Pietro pregò e il Signore lo guarì a Lidda. Ed è scritto che Dio usò quella guarigione
come onda d'urto per chi era presente venerdì, per aprire il cuore di quegli abitanti. È scritto che a Lidda, in 2 paesi, e Saron lo videro e si convertirono al Signore. E Pietro rimase quindi a Lidda, costretto dal risveglio spirituale. Egli aveva pregato per un suo fratello, molti si erano convertiti e lui fu costretto a rallentare il suo tour e fermarsi a Lidda per predicare l'Evangelo. Ma di lì a poco tempo morì una sorella in un altro paese, vicino a Lidda. E si era saputo che Pietro era vicino e gli chiesero di andare. Poiché Lidda era vicino a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio andasse da loro. Non c'è scritto che chiesero che Tabita risuscitasse. Era morta Tabita. Era diverso dal caso, vi ricordate, di Lazzaro, che era malato, e avvisarono Gesù che l'amico era malato, ma poi morì per il tempo che trascorse. Probabilmente chiesero: vieni a incoraggiare la Chiesa, vieni a dare una parola da parte del Signore. Perché? Perché Pietro era a Lidda. Quella malattia di Enea costrinse Pietro a cambiare i suoi programmi e fermarsi a Lidda. E poiché era vicino a Ioppe, i discepoli pensarono: c'è Pietro vicino, magari avrà una parola buona per noi, facciamolo venire. Ma Dio fece qualcosa di ancora più grande e usò la vita di Enea nel suo piano per portare Pietro a Ioppe, dove c'era Tabita che era morta. E tutti si aspettavano un culto di consolazione. Dio fece infinitamente di più. Fu un culto di lode, perché Tabita risuscitò. Ed è scritto che ciò fu risaputo in tutta Ioppe, e ancora per quel miracolo molti credettero nel Signore. Ed è scritto che di nuovo, per questo grande risveglio, a Ioppe, forse Pietro aveva in programma di tornare a Lidda, o tornare a casa, o proseguire in altre città, ma per questo grande risveglio, a Ioppe, Pietro fu costretto a fermarsi, perché molti volevano sapere di più della fede di Gesù, dell'opera della salvezza. E Pietro rimase molti giorni a Ioppe, presso un certo Simone Conciatore. E nel frattempo c'era un altro uomo in un altro paese, più o meno nelle vicinanze, Cornelio, che pregava il Signore. E Dio gli parlò e gli disse: c'è un uomo in un paese non troppo lontano, proprio in questo momento è lì. Mandalo a chiamare, perché ti annuncerà delle cose per le quali crederai tu e la tua famiglia. E allora scopriamo che né la guarigione di Enea era la fine della storia, né la resurrezione di Tabita era la fine della storia, ma la vita stessa di Enea e la sua malattia e la sua guarigione, e la vita stessa di Tabita e la sua malattia e la sua morte e la sua resurrezione furono inseriti nel piano di Dio per avvicinare Pietro alla casa di Cornelio. Gloria a Dio. E Cornelio poté chiamare l'apostolo che era vicino, che andò da lui e gli parlò del Signore. Noi sappiamo cosa avvenne: accettarono il Signore, furono battezzati nello Spirito Santo e il Signore aprì la porta ai gentili e fu usato come il Signore anticipò a Pietro, a cui diede le chiavi della salvezza dei gentili. Fu lui usato dal Signore per portare la salvezza per la prima volta ai pagani. Vedete allora che la vita di Enea era nel piano di Dio. La malattia di Enea era nel piano di Dio. La guarigione di Enea era nel piano di Dio. La morte di Tabita era nel piano di Dio. Strumenti usati dal Signore
nel suo piano, non nel nostro, nel suo piano, forse in modo inconsapevole. Ma se noi con la cartina iniziamo a tracciare il percorso di Pietro, noi comprendiamo che c'era la mano del Signore che doveva portare guarigione, gloria a Dio, vita, gloria a Dio, ma ancor di più salvezza. Perché, fratelli, la storia di Cornelio è la nostra storia. Noi siamo i gentili di cui parla la Bibbia. Noi siamo gli stranieri. E iniziò tutto quel giorno. Se l'Evangelo è arrivato a noi, che siamo non di Israele, è perché quel giorno il Signore aprì la porta dell'annuncio, della grazia a un pagano. E da lì iniziò la nostra storia. La nostra vita è usata da Dio. Abbiamo bisogno? Sì, ma Dio si serve anche dei nostri bisogni. Abbiamo delle difficoltà? Sì, Dio si usa anche delle nostre difficoltà. Fratelli, se noi abbiamo conosciuto il Signore, il nostro modo di vedere le cose deve essere diverso. Abbiamo un problema, abbiamo bisogno di risolverlo. Abbiamo una difficoltà, abbiamo bisogno di essere consolati. Dobbiamo vedere le cose in un modo diverso, perché la nostra vita diventa preziosa quando è usata dal Signore per i Suoi propositi, che sono più grandi dei nostri. Uno potrebbe dire, ma Enea alla fine fu guarito e rimase a casa sua. Sì, ma fu la malattia di Enea a far cambiare il tragitto di Pietro. Ma non ho fatto molto, poteva dire Enea. Sì, ma il tassello del tuo problema, del tuo bisogno, della tua difficoltà, della tua storia, quel piccolo tassello è servito perché Corrado Siciliano nel 2022 potesse dire di essere salvato per la grazia di Cristo. Vi sembra poco questo? Fratelli, usciamo dalla mentalità consumistica occidentale dei divi, degli eroi, dei grandi personaggi, e se ci sono loro cambia tutto, perché Dio è il centro e Lui salva e la nostra vita di ognuno di noi è nelle Sue mani e Lui inserisce ogni nostra vita, ogni nostro problema, ogni nostra azione per usarsi di noi alla Sua gloria. Per la salvezza di Cornelio c'è stato anche il contributo di Enea, di Tabita, di quei discepoli che a Ioppe pensarono che potevano invitare per il culto di funerale Pietro. Ci fu anche il loro contributo. La nostra vita è nel piano di Dio. È preziosa, non perché gli altri dicono che è preziosa. Non perché gli altri si accorgono di quello che noi facciamo. È preziosa perché è preziosa per il Signore. Amen. E uno potrebbe dire, ma allora il Signore potrebbe non guarirmi per i Suoi propositi? Niente affatto. Perché abbiamo introdotto questo messaggio dicendo che Dio conosce i nostri bisogni. Enea trovò risposta al suo bisogno. Tabita ancora di più, ma ancora più preziosa la loro vita quando leggiamo ancora, andiamo oltre nella lettura e troviamo poi Cornelio e comprendiamo che quando viviamo per noi stessi noi usciamo dal piano di Dio, che diventa solo il Dio distributore di favori di cui abbiamo bisogno. Ma noi abbiamo dato il nostro cuore al Signore. La nostra vita è preziosa, non perché il Signore ci fa i favori, ma perché Lui la rende preziosa nelle Sue mani. Amen. Preziosa nelle Sue mani. E non sono più io che vivo, dice Paolo, ma è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo, la vivo nella fede in colui che mi ha tanto amato. Alleluia. Enea fu guarito, Tabita risuscitò, Cornelio fu salvato. E nelle nostre mani la nostra vita diventa importante. Non tanto perché il Signore si usa di noi per le guarigioni,
Non tanto perché il Signore si usa di noi per fare le cose che facciamo normalmente servendo il Signore. La nostra vita diventa importante perché diventa mezzo di salvezza per gli altri. La vita di Gesù è la vita più importante che c'è. E noi sappiamo che è importante perché la sua vita Lui la diede per la salvezza degli uomini. Quando il Signore usa la nostra vita per i Suoi propositi di salvezza, allora la nostra vita diventa importante, diventa preziosa. E non c'è modo per rendere più alta, nobile e preziosa un'esistenza di spenderla per la salvezza di chi non conosce il Signore. E se io vengo a sapere che il Signore usa anche i miei bisogni, anche i miei problemi, per i Suoi propositi di salvezza, io non posso che ringraziare il Signore, perché mi ha ritenuto degno, io, vaso di terra, di essere usato da Lui per la salvezza eterna delle anime. Ora, i movimenti di Pietro, la distretta di Enea, il lutto di Tabita, contribuirono all'apertura dell'Evangelo ai gentili fino a noi. Noi non sappiamo cosa farà il Signore. Forse lo sapremo un giorno davanti a Lui, ma la nostra vita è preziosa ai Suoi occhi. Amen. Fratelli, voglio dirvi una cosa. La nostra vita, se è resa nelle mani del Signore, va bene davanti al Signore, anche se siamo malati. È importante davanti al Signore, anche se abbiamo grandi bisogni, perché siamo nella sua mano e Lui sa cosa fare. Amen. Lui sa cosa fare. Personalmente io voglio sentirmi nel piano di Dio. Forse non so cosa sta facendo con la mia vita il Signore, ma so che sta facendo qualcosa. E allora voglio ringraziarlo, chiedergli di esaudire le mie preghiere, sapendo che quando guarirà, quando mi solleverà, non avrà semplicemente guarito, non avrà semplicemente risolto un problema, ma Lui che è prezioso ed è più grande di noi, avrà preso quel problema e quella soluzione e li avrà usati per una cosa più grande. E io lo voglio ringraziare, perché non sono degno, ma Lui rende la mia vita più preziosa di quello che io immagino. Vogliamo ringraziarlo tutti insieme.